Ciao a tutti, sono Ernestina della Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, storie di migrazioni berunesi in America e non solo. Oggi conosceremo una storia dal Cile, questo territorio che abbraccia la cordillera delle Andes nell'estremo sud del continente americano. Lungo il suo territorio incontriamo diverse panoramiche come quella del deserto di Atacama, i gelidi ghiacciai del sud e alcuni dei suoi più di 2000 vulcani. Montagne altissime e una costa di 6.000 km che conta con migliaia di isole, come la famosa Isola di Pasqua. Il paese cileno ha quasi 18 milioni di abitanti, dei quali si calcola che quasi 800.000 hanno origine italiana. In questa occasione, oggi ci racconta la sua storia di immigrazione Francisco Catalán Zanella. Ciao Francesco, come stai? Come sta Francisco? Muy bien, molto bene. Bravo! Algo Ok, así, ¿verdad? ecco, dimmi, Grazie mille. ecco, stupendo. Francesco, raccontaci un po' di te, presentati, dai. Contanos un poco de vos, Francisco, presentate. Bueno, yo soy Francisco Bene, io Catalán sono Zanella, Francisco Catalán Zanella di de Valdivia, Valdivia, in Cile, Chile, descendiente discendente di un un italiano. italiano. Y bueno, yo soy Sono pensionato jubilato, jubilato, ¿está bien? Sì, Jubilado, sì, tranquillo, pensionato, eh, sì. jubilado y bueno, somos tres hermanos. e siamo rimasti solo 3 fratelli. Éramos tres solamente, mi madre falleció una Mia madre e mia hermana, sorella non mi ci sono mamá se più. llamaba Ana Mia madre Nilda si chiamava Zanella Ana Nilda Zanella Ojeda. Ojeda. Bene, adesso perché puoi parlarci dei tuoi origini belunesi? Da dove che sono partiti i tuoi antenati? ¿Puedes contarnos ahora un poco de tus orígenes beluneses? ¿De qué parte de Italia vinieron tus antepasados Bueno, italianos? mi abuelo llegó Il en nonno arrivò qui in 1892 Cile nel acá a Chile. 1892. Él se llamaba Giovanni Lui si María chiamava Giovanni Maria Zanella Zanella Taita, Taita, de de Seren del Seren del Grappa. Grappa, a Belluno, Veneto. Bello. ¿Ah? Seren del Grappa, allí en Belluno, Veneto. Y fue el único que llegó para acá. Mm. Y È stato se, l'unico ad arrivare qui. había falta de mano de Mancava obra. manodopera in questo comune che si En chiama el lugar Lagos, in donde él Cile. llegó se llama una comuna que se llama Los Lagos, Chile. Y, Dall'Italia, scusa, claro, quando è che sono partiti e perché avevano deciso di partire? ¿Cuándo fue que emigraron de Italia y por qué habían decidido o tenido que partir? no, él llegó en No, arrivò nel 1892. Lo único que sé, 1892. cómo llegó, si en barco, E quanto so, no sé. non so se è Nunca se arrivato in supo. barca, O se puede non l'ho saber, mai pero hay que tener saputo. mucho más Si potrebbe scoprire, ma información. servono altre Ah, informazioni Ir e tanti a soldi. gastar dinero eh, y poder ma tranquillo, non ti llegar donde preoccupare. Ti y ricordi? llegó ahí mi abuelo a un Il lugar que nonno se arrivò in un llamaba, posto che si se chiama llama ancora todavía oggi Trumao, Trumao, qui in Cile, acá en Chile, Mhm. y trabajó él en las líneas del e lavorò sulle ferrocarril. linee ferroviarie e poi Y conobbe mia conoció nonna. a mi abuela que se llamaba Suo nome era Delfina Delfina Ojeda Ojeda Cordova. Córdoba. Y era nacida ella en Era nata a Trumao, Trumao, in Cile. Cilena era. Chilena. Y mi abuelo E tenía mio más o nonno menos, era un el ingegnere ingeniero, tenía más o e menos entre aveva circa 25 25 años. anni. Ah, el que vino de Italia, tu abuelo el que vino de Claro, se Italia. vino de Italia él. Quel nonno che veniva No sé si dall'Italia. allá el Quello caballero era bellunese. casado, Non no so sé se si el lui in caballero Italia si sería era casado allá o sposato, no, ma qui si pero è él se sposato enamoró de con mi mia abuela nonna y, e lui non y ha él no voluto quiso mai tornare regresar in más Italia. a Italia. Oh, Y aquí spiace. Qui tuvo ha avuto 4 hijos 4 con mi abuela figli con la mia chilena. nonna cilena. Ecco, quando sono arrivati lì a Lagos in Cile, com'era il posto dove, come Lagos, come il Cile, cosa avevano trovato? Cuando llegaron ahí a Lagos en Chile, ¿cómo era A lo los que lagos. encontraron, el paisaje? Contanos un poco la geografía, el clima. Oh, ahí el lugar, ahí hay Nel un posto río c'è que un se llama fiume San chiamato Pedro. San Pedro. Mhm. Y el lugar es muy bonito, ahí È un está luogo molto el bello. Rillihue, un Lì lugar c'è il Racigue, precioso. un Ahí posto corría bellissimo. un tren que lo Lì c'era manejó un un treno tío mío molto después, famoso che mio zio Victor Saneda Ojeda guidava. manejó un tren que le Un treno llamaban che el chiamavano Trasandino, Trasandino e che stava per passare in que estaba a Argentina. punto de pasar para la Argentina. Almeno era un Pero progetto un in quel proyecto en momento. esa época. Francesco, quando sono arrivati in Cile, com'era il posto lì, Lagos, que me avevi raccontato? Com'è geográficamente? Francisco, cuando llegaron tus parientes ahí a Lagos en Chile, ¿cómo era el lugar? ¿Cómo era geográficamente?
Bene, qui c'è un fiume che si chiama San Pedro, è un'area umida. Ci sono anche delle montagne e ci sono vulcani. Nel momento in cui mio nonno arrivò, c'erano problemi di logistica, principalmente di collegamento. Sì, immagino. Mio nonno è arrivato prima a Trumao e lì è arrivato a Lagos. Ci sono sposati lì con mia nonna in una piccola città, ma mio nonno è rimasto in un posto chiamato Kinchilka. E lì abbiamo perso traccia dei suoi resti. Non sappiamo altro. L'unica che sapeva come arrivare era una zia di nome Margarita Sanella. Ma le altre mie sorelle non lo hanno mai saputo. Mi dispiace. Francesco, c'erano altri discendenti di belunesi lì nella tua zona que tú sabes? ¿Había ahí en esa zona otros descendientes de beluneses que vos quizás conozcas? No, acá no. Lo No, único que non llegó qui. fue mi L'unica abuelo persona nomás, che ahí, è venuta a ese è lugar. stato mio nonno proprio Claro, lì in quel Y posto. bueno, ahí, como digo, quedaron 4 hijos. Ujú. E Y come bueno, ho ahora detto, no queda ha avuto ninguno. 4 figli Y e ora mi non è mamá rimasto nessuno. nos tuvo Mia 4 madre a non c'è nosotros più. y quedamos Eravamo in solamente 4 3. noi, i suoi Mi figli. dispiace. Falleció la Adesso siamo hermana menor io y mi e madre, mia que sorella, también già che l'altra falleció hace sorella 7 e mia años. madre non ci Mi sono dispiace più, tantissimo. già da Francesco, 7 Yo soy anni. el que busca Sono io familia, quello yo soy che el è alla que le ricerca interesan delle mis storie della raíces. famiglia. bravo, Sono io bravo. quello che è Magari interessato Y alle dopo... con mie eso soy radici. orgulloso de decir soy descendiente de italiano. E sono Por ahí orgoglioso di dijeron, essere un discendente di el que italiani tenga che, sangre de come mi hanno italiano detto, va a ser italiano chiunque donde abbia il esté. sangue italiano sarà italiano Che bello. ovunque. Francesco, parlando della tua famiglia, magari ci sono altri discendenti di italiani, non già tanto belunesi, ma altri discendenti di italiani lì nella tua zona? ¿Hay algunos otros descendientes de italianos, no ya tanto por ahí de beluneses, en tu zona? Sí, acá en Valdivia Sì. hay varios Qui a Valdivia ci sono diversi discendenti di italiani, Aquí estaba el cónsul, que es come il don console che era Alessandro Don Alessandro Foradori. Foradori. Era el cónsul aquí en Era il Valdivia. console qui a Valdivia. Hay otros apellidos también ahí. Ci sono altri cognomi che non ricordo ahora adesso. yo no recuerdo. Abbiamo già parlato, Francesco, di tuo nonno, della tua famiglia, adesso parliamo di te. Tu cosa fai di bello nella vita? Cosa facevi? E anche ti vorrei chiedere, vedi qualcosa di bellunese, di italiano nella vostra vita quotidiana oggi? Ya hemos hablado, Francisco, bueno, de tu abuelo, de tus antepasados. Me gustaría saber vos a qué te dedicas, qué te gusta hacer y también qué es lo que ves de bellunese, de italiano en la vida cotidiana de hoy en día. Bueno, acá yo, como decía, me dedico, yo vendí diarios en la calle. Mi dedicavo a vendere i Lo giornali per portavo al strada. diario en la calle. Ero uno strilone. Estuve 23 años Ho trascorso 23 anni a vendere i giornali locali, alcuni giornali regionali e nazionali. algunos diarios regionales y nacionales. Y a eso me dedicaba. Después yo me dediqué a escribir poesía. Mi sono dedicato a scrivere poesie ed ero anche alla radio qui in Valdivia, una radio chiamata Baquedano e Radio Nazionale. Francesco, mi avevi raccontato che scrivi poesia, anche alcune che sono parte di un'antologia, e mi puoi leggere un po' di quella poesia che avevi scritto per tuo nonno? Me dijiste, Francisco, que escribías poesía y un par incluso en una antología. ¿Podés leerme esa poesía que habías dedicado a tu abuelo? Sí, aquí. Sì, ecco. Tengo la frase. A mi nonno. Per mio nonno. Io tuve un abuelo Ho avuto un nonno italiano che è venuto a lavorare e ha avuto la grazia di incontrare mia nonna cilena e con lei si sposò. Lavoratore instancabile, in un'opera memorabile. Rotaie e ponte construì e non sono più visibili. Ma che bello, complimenti Francesco, molto bella. Grazie. Ecco, adesso già, è stato un piacere Francesco parlare con te.
Vuoi inviare un saludo per tutti i bellunesi nel mundo? Ahora que, bueno, ya estamos terminando, ha sido un placer hablar con vos, Francisco. ¿Quieres mandar algún saludo para los beluneses en el mundo? Oh, es una maravilla de contactarme con... È meraviglioso contattarti, cara signorina Ernestina dalla Corte Lucio. Ernestina dalla Corte Lucio. Grazie. Molto gentile. Grazie mille per aver ricordato un po' la terra di mio nonno. Alla tierra del mio nonno. E a tutti i bellunesi, e a tutti i bellunesi, a quelli di Sarén del Grappa, dove viveva la mia famiglia Sanella Taita, Sanella Fantinel, la famiglia Menegas, e la famiglia Menegas, discendenti di mio nonno, tutti i parenti in Italia e Sarén del Grappa. Parentes in Italia, Sarén del Grappa. Un saluto grande, cordiale. Un grande saluto cordiale e fraterno. Voglio dire: Viva Italia! Viva l'Italia! Viva Radio ABM Argentina! Ecco, grazie. E viva la signorina Ernestina dalla Corte Lucio! Ernestina dalla Corte Lucio. Grazie. Viva, grazie. Viva l'Italia! Viva! Ecco, agli italiani per sempre. Ecco, stupendo, bene. E anche a voi, tutti cari bellunesi nel mondo, vi invio un forte abbraccio qui dalla fine del mondo. Arrivederci amici, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corte Lucio per la musica, montaggio e doppiaggio.